Una martellata in testa poi avrebbe chiuso l'81enne in camera da letto e rubato il portafogli, fermata ex badante incastrata dalla videosorveglianza. Bandiera a mezz'asta anche ad Agrigento per la barbara uccisione dell'ambasciatore italiano in Congo e del carabiniere di scorta. Beccato dalla polizia stradale, scatta una maxi multa per avere manomesso il dispositivo di controllo del mezzo. Esperimento riuscito per il mercatino del lunedì, spostato momentaneamente all'esterno del Palacongressi. Rita Capodicasa presenta il suo libro sulla sagra del Signore della Nave. La SEAP dà Licardillo al lavoro per affrontare la Rizzotti Catania. Benvenuti all'appuntamento di TVA Notizie. Violenza contro gli anziani in apertura. Un uomo di 81 anni ferito e rapinato. Prima gli dà una martellata in testa e poi lo trascina. Lo chiude quindi in camera da letto in una pozza di sangue. Gli ruba il portafogli con 400 euro. Incastrata dalle telecamere di videosorveglianza, la badante accade a Racalmuto. Il servizio. Nel centro abitato di Racalmuto, una persona di 81 anni, pensionato dalle iniziali AM, mentre rincasava veniva aggredito alle spalle da una malvivente. Il fatto è successo domenica 21 febbraio verso le ore 14. La donna gli sferrava numerosi colpi di martello al capo, lo tramortiva, lo trascinava in casa, lo rapinava del portafoglio contenente 400 euro e lo chiudeva in camera da letto abbandonandolo ad agonizzare per poi fuggire. Nella tarda serata del 22 febbraio i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Canicattì e della stazione di Racalmuto hanno arrestato una donna dalle iniziali GG, 42 anni, badante di Canicattì, sottoponendola a fermo di indiziato di delitto perché ritenuta responsabile dell'efferata rapina. Già nel pomeriggio di domenica i carabinieri di Racalmuto, accorsi presso l'abitazione della vittima durante il sopralluogo, avevano raccolto tracce della malvivente, repertando le impronte che l'aggressore aveva lasciato camminando nel sangue della vittima. Le indagini hanno avuto una svolta rapida allorquando gli investigatori del NOR di Canicattì, controllando le immagini registrate dalle telecamere del centro abitato di Racalmuto, hanno identificato una donna molto robusta che si aggirava nei pressi dell'abitazione della vittima in un orario compatibile con quello dell'aggressione. Un'altra telecamera aveva ripreso in pieno l'auto usata da questa sagoma, permettendo così di risalire al proprietario, che era una badante pregiudicata di Canicattì. I sospetti quindi si sono concentrati su questa persona, che attualmente è sottoposta alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale, la quale aveva già prestato servizio come badante presso l'abitazione della vittima stessa l'anno scorso. Da lì era stata allontanata quando l'anziano si era reso conto di essere stato derubato e l'aveva denunciata ai carabinieri. Nel pomeriggio dello scorso 22 febbraio i militari hanno così perquisito l'abitazione indagata. Messi al sole ad asciugare c'era anche la felpa e il cappuccio simile a quella indossata dalla donna ripresa nelle immagini registrate nei pressi dell'abitazione della vittima e un paio di scarpe da ginnastica ben lavate che, sottoposto al test dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, mostravano ancora in evidenza tracce di sangue. I gravi indizi di colpevolezza relativi alla rapina pure aggravata, uniti al pericolo che la donna, consapevole del gravissimo fatto commesso, avrebbe potuto tentare di sottrarsi alle investigazioni, hanno determinato i carabinieri ad arrestarla. In nottata l'indagata è stata così portata dai militari presso il carcere Petrusa di Agrigento, dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Sì, quella che abbiamo arrestato stanotte è una donna di Canicattì che è ritenuta responsabile della gravissima rapina commessa domenica pomeriggio ai danni di un anziano signore di Racalmuto. L'anziano è stato sorpreso, aggredito alle spalle mentre rientrava nella propria abitazione verso le ore 14, colpito con numerosi violentissimi colpi di martello al cranio e dopo essere stato rapinato del portafoglio è stato abbandonato praticamente in una pozza di sangue, chiuso all'interno della propria camera da letto, chiuso da fuori all'interno della propria camera da letto
e lì abbandonato ad agonizzare. Le indagini svolte rapidamente dai carabinieri della compagnia di Canicattì hanno, oltre che permesso di individuare la persona responsabile di questa efferata azione, tracciato la relazione che c'era purtroppo tra la vittima e l'aggressore. L'aggressore era la badante della vittima, aveva lavorato nel 2020 presso l'abitazione di questo anziano signore che poi si era visto derubato praticamente degli averi da questa donna e l'aveva licenziata. Quindi la vittima conosce perfettamente l'aggressore, ma l'aggressore conosce molto bene la vittima, conosce le abitudini, sa dove abita, sa quali posti frequenta e quindi ha scelto bene, in maniera predatoria, il posto, il luogo, il momento, l'ora migliore per colpire. Noi dobbiamo in questo momento fare un appello, oltre a rinnovare l'appello alla prudenza alle persone, specie alle persone che vivono da sole, alle persone vulnerabili. Lo diciamo sempre, bisogna fare attenzione quando apriamo la porta di casa, a chi apriamo la porta di casa. Stavolta ci sentiamo in dovere di esortare le persone anziane che hanno bisogno di avere qualcuno in casa a fare particolare attenzione nel momento del reclutamento di queste persone che ci mettiamo vicino, che facciamo entrare in casa nostra. Ecco, mi sento di dire la stazione dei Carabinieri, in questo caso la stazione dei Carabinieri di Racalmuto, il maresciallo comandante della stazione dei Carabinieri è persona sempre a disposizione. Nel caso in cui qualcuno avesse dubbi, perplessità, ritenesse di rivolgersi ai Carabinieri per avere un consiglio su chi sceglie da mettere in casa, ecco, non esitate a interpellarci in questo caso, perché davvero in questo momento purtroppo annoveriamo numerosi episodi di persone anziane che vengono aggredite da chi ritenevano di essere invece loro amiche, con numerosi precedenti per fatti purtroppo specifici. E nel 2020 era stata raggiunta dalla misura di prevenzione personale dell'avviso orale inflittali dal questore di Agrigento, perché appunto ritenuta sulla base di questi elementi capace di commettere delitti della stessa specie dei quali purtroppo è stata protagonista nelle ultime ore. Bandiera a mezz'asta oggi a Palazzo dei Giganti. L'amministrazione comunale ha deciso di aderire all'iniziativa tendente a dare un segnale di solidarietà all'Arma dei Carabinieri e alle famiglie dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci, uccisi ieri in Congo brutalmente. Bandiera a mezz'asta anche alla caserma dei Carabinieri di Agrigento. Il comandante Stingo ha voluto così ringraziare il comune di Agrigento per la solidarietà espressa con il gesto. Viaggia con il dispositivo di controllo alterato, ma la polizia stradale lo scopre e ne sequestra l'apparecchiatura. Viaggia con un dispositivo cronotachigrafo alterato, ma la polizia stradale lo scopre e ne sequestra l'apparecchiatura. Un mezzo pesante dedicato al trasporto merci è stato fermato e sottoposto a controllo nei giorni scorsi da parte di una pattuglia della sezione della polizia stradale di Agrigento lungo la strada statale 118 nei pressi del comune capoluogo della provincia. Durante un controllo approfondito dei dati registrati dal cronotachigrafo digitale installato sul mezzo sono emerse alcune anomalie che hanno indotto gli operatori, in applicazione di specifica facoltà consentita dal codice della strada, di scortare il veicolo presso un'officina autorizzata. A seguito dell'accurato controllo tecnico dei poliziotti sono emerse alterazioni del dispositivo tachigrafo digitale tendenti a falsarne le registrazioni in modo da ingannare tutti i dispositivi di sicurezza del veicolo tramite una strumentazione ben occultata in un vano presente all'interno della cabina guida. L'intero dispositivo veniva così azionato mediante un telecomando. Al conducente del mezzo è stata erogata conseguentemente una sanzione amministrativa di circa 1.700 euro, con la decurtazione di 10 punti patente e il ritiro immediato della stessa ai fini della sospensione da 15 giorni a 3 mesi. L'impianto di alterazione è stato così smontato e sottoposto a sequestro amministrativo.
Al titolare dell'azienda di autotrasporto è stata fatta una sanzione di circa 800 euro. L'alterazione dei tachigrafi digitali consente agli autisti dei mezzi pesanti di poter condurre i veicoli per un numero di ore superiore a quello consentito, riducendo di contro lo spazio temporale dedicato così al riposo, al ripristino delle energie necessarie per poter guidare in sicurezza e tranquillità. A Ravanusa invece è stato dato alle fiamme un portone di un'abitazione di un pensionato. L'abitazione era disabitata, i carabinieri che stanno indagando propendono per la matrice dolosa dell'incendio, anche se a Ravanusa è il terzo episodio che si registra in poco più di 10 giorni. Altro episodio si è registrato ieri a Fontanelle, dove nella centrale via Alessio Di Giovanna sono andate a fuoco ben 3 auto. Le fiamme, prima partite da un'autovettura, si sarebbero poi propagate alle 2 vicine. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Agrigento. Sono 402 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Sicilia, solo 2 nell'Agrigentino. La città ne ha invece un totale di 63. Questa la situazione in Sicilia: 24 i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia, 19 si trovano ad Agrigento, 4 a Sciacca e 1 fuori provincia. 4 pazienti si trovano in 2 strutture low care, 2 al Covid Hotel di Sciacca, 2 all'IPAB di Canicattì. 4 persone invece si trovano attualmente ricoverate in terapia intensiva, 3 al San Giovanni di Dio di Agrigento e 1 a Sciacca. Sono 71 i migranti positivi al Covid dopo lo sbarco della nave Asso 30 a Porto Empedocle a Itamari ad Augusta. Tutti i migranti sono stati imbarcati nelle navi quarantena Allegra e Rhapsody. E intanto la fiera di Messina diventa un grande hub per poter effettuare i vaccini di massa, il servizio. Saranno 48 i box realizzati all'interno della Fiera di Messina, pronta per essere trasformata in tempi record in un grande centro hub cittadino per le vaccinazioni di massa, che potrebbero partire già a metà marzo. Dopo diversi sopralluoghi e tavoli tecnici nelle scorse settimane, oggi l'ultimo vertice ha individuato in via definitiva 2 padiglioni, il 7A e 7B, che accoglieranno i messinesi pronti a vaccinarsi. Ciascun padiglione sarà indipendente e allestito con box che comprendono spogliatoi, deposito vaccino, aree di osservazione, desk d'accoglienza, URP, infopoint e rispetteranno tutte le norme per garantire la massima sicurezza alla cittadinanza, oltre ad essere a pochi passi dall'ampio parcheggio che guarda il mare dentro l'area fieristica. Lungo e proficuo incontro di stamane, cui hanno preso parte le diverse istituzioni coinvolte, dopo che sono stati espressi i pareri favorevoli per quanto riguarda la questione igienico-sanitaria e antincendio, si è discusso in particolare dell'aspetto viario, dato che l'hub dovrà accogliere per alcuni mesi migliaia di persone da tutta la città. Dunque ormai si è ad un avanzato stadio per la realizzazione dell'hub per la città di Messina. I lavori partiranno a breve e dureranno circa una decina di giorni. Da domani al via le attività propedeutiche a questi interventi, mentre per quanto riguarda la provincia si è già al lavoro per individuare gli SPOC nei vari comuni. Il mercatino rionale che si svolge il lunedì al Villaggio Mosè ieri è stato ospitato presso le aree esterne del Palacongressi concesse dal direttore del parco Sciarratta. Ha riscosso l'approvazione di utenti e amministratori. Una sistemazione ordinata e controllata ha consentito lo svolgimento delle attività in sicurezza. Soddisfazione hanno espresso il sindaco Franco Miccichè e l'assessore al ramo Picarella insieme al consigliere comunale Piparo. All'indomani delle elezioni di Gianluca Manenti alla presidenza regionale di Confcommercio Sicilia, Alfonso Valenza, presidente di Confcommercio Agrigento, ha inviato un messaggio sia al neopresidente per complimentarsi dell'elezione e augurargli un buon lavoro. Valenza inoltre ha ringraziato il presidente uscente Francesco Picarella per il lavoro svolto in questi anni. E sono state avviate ieri le procedure di gara per i lavori di manutenzione straordinaria dei tratti della strada provinciale 24 in contrada Fauma regionale,
con un importo a base d'asta di 365.000 euro. Ne ha dato comunicazione Angelo Principato, ex consigliere comunale, che ha espresso soddisfazione al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la sensibilità manifestata a seguito anche delle segnalazioni inoltrate allo stesso ente e al tavolo istituito in prefettura, insieme tra gli altri a Don Mario Sorci, all'ufficio pastorale sociale della diocesi, Giancarlo Cancelliere, i vertici dell'ANAS, CGIL, CISL e UIL per lo stato di avanzamento dei cantieri appaltanti. Vediamo il servizio. L'ex consigliere comunale di Agrigento, Angelo Principato, in una sua nota plaude il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, noto come ex provincia regionale, per la sensibilità manifestata a seguito delle segnalazioni pervenute allo stesso ente e al tavolo istituito in prefettura insieme a Don Mario Sorce, dell'ufficio pastorale sociale della diocesi, il dottore Pezzino, del ministro delle infrastrutture onorevole Giancarlo Cancelleri, del dirigente dell'ANAS Mario Mele, i segretari della CGIL Buscemi, CISL, Piraino e Gero Acquisto della UIL, per fare il punto sui lavori relativi ai collegamenti viari e sullo stato di avanzamento dei cantieri appaltati e da appaltare, in particolare per i lavori di manutenzione straordinaria dei tratti della strada provinciale 24 di Contrada Fauma, della strada provinciale ESA Contrada Fauma, iniziati oggi le procedure di gara per i lavori per un importo di base d'asta di 365.000 euro. Principato afferma come tutto ciò è stato frutto di numerosi incontri avuti con il prefetto del tempo di Agrigento, dottor Caputo, dal novembre del 2018 al marzo dell'anno successivo, e che il 21 marzo del 2019 aveva incontrato e consegnato al prefetto una lettera aperta corredata di elaborati grafici nella quale erano esplicate le risoluzioni di alcune criticità sulla viabilità extraurbana dell'area prossima alla città di Agrigento. Durante questi incontri, continua Principato, con il prefetto, lo scrivente aveva avuto modo di illustrare le ipotesi prospettate. All'inizio del 2020 c'era stata anche una marcia di protesta promossa dal cartello sociale, formato dalla pastorale sociale della diocesi di Agrigento, dalle 3 sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione del cardinale Montenegro e dei 43 sindaci dell'Agrigentino. L'esecuzione dei lavori indicati in oggetto permetterà di avere quindi una viabilità alternativa alla strada statale 115, di procedere al consolidamento del viadotto Re a Porto Empedocle, lavoro che avrebbe creato disagio alla popolazione in mancanza di una valida infrastruttura alternativa. Angelo Principato afferma come rimane disponibile a offrire inoltre la sua collaborazione alle istituzioni locali per migliorare la viabilità del territorio. La rete civica della salute ha segnalato all'ASP di Agrigento il disservizio cui sono costretti i residenti a causa della chiusura del servizio sanitario di base di Castrofilippo. Il referente civico, l'ingegner Antonino Lobrutto, evidenzia che il presidio è chiuso da quasi un anno, che per l'assistenza sono costretti a recarsi presso il poliambulatorio di Grotte. Secondo Rete Civica della Salute si potrebbe riaprire il presidio presso il comune di Castrofilippo utilizzando i dovuti accorgimenti di sicurezza. E il volume La sagra del Signore della Nave, da Pirandello a Lizzi, di Rita Capodicasa, verrà presentato il prossimo sabato 27 febbraio in diretta streaming, e in merito abbiamo sentito proprio la stessa Rita Capodicasa. Una diretta streaming del convegno concerto premio Michele Lizzi si svolgerà sabato 27 febbraio dalle ore 10, con la presentazione del volume La sagra del Signore della Nave, da Pirandello a Michele Lizzi, scritta dalla brava musicista Rita Capodicasa. Illustri relatori e critici letterari, studiosi della tematica pirandelliana e musicologi interverranno per approfondire i vari aspetti e i temi che emergono dall'esame del volume, a partire dai contatti di Pirandello con la musica, per arrivare al confronto col libretto e l'opera lirica che Michele Lizzi fece sul modello del suo conterraneo. Ciò anche nel recupero della tradizione locale agrigentina, al fine di far rivivere una festa che si svolgeva davanti alla chiesa di San Nicola nella Valle dei Templi, per rinverdire la memoria di un musicista e poeta nostro concittadino ancora illustre.
Sentiamo l'intervista. Si tratta di un volume ideato nel periodo del lockdown. Grazie a questa chiusura, a questo isolamento, ho pensato di rendere omaggio a questo compositore agrigentino, Michele Lizzi, che pochi conoscono, ma dalle sonorità strabilianti. Insomma, lui ha musicato tante opere come Pantea, L'amore di Galatea, ha collaborato con Salvatore Quasimodo, con Renato Guttuso, che fece proprio le scene al Massimo di Palermo di questa fantastica opera, che non è proprio un'opera lirica, insomma, classica del genere, ma è un'opera sui generis, dove c'è il declamato melodico, come avrete sentito dalle nostre esibizioni. Insomma, faremo infatti un concerto in diretta streaming, insomma anche un convegno dove tanti relatori parleranno non solo di questo atto unico di Pirandello, che riprende la storia locale del Signore della Nave, di questa festa dimenticata, di questa festa che si faceva davanti San Nicola, dove c'è il contrasto fra sacro e profano e dove queste dissonanze anche a livello linguistico nel testo, nell'atto unico di Pirandello, si emergono attraverso le sue solite, insomma, dicotomie, anche le sue uscite particolari, paradossali, quindi il maiale, la bestialità, l'umana dignità, il giovane pedagogo che difende la dignità, l'umana dignità, come abbiamo sentito, e insomma il Lavaccara che difende invece la bestialità degli istinti umani. E, insomma, questa è un'opera veramente che riprende le nostre tradizioni. Ovviamente non è un'opera religiosa, perché insomma Pirandello vedeva invece le contraddizioni, l'ipocrisia che a volte c'era dietro questi devoti che si mettevano dietro la processione e che naturalmente, insomma, prima ne avevano combinate di tutti i colori e poi si battono il petto, piangono. Dovrebbero essere pentiti, ma non si sa, questo rimane nel mistero e nel dubbio. E giorno 27, il 27 di febbraio, ci sarà questo convegno in diretta streaming di mattina, daremo una locandina, però naturalmente faremo anche delle altre esibizioni dal vivo, Covid permettendo, quando naturalmente questo volume merita di essere approfondito, perché si tratta, diciamo, di un volume molto particolare che analizza finalmente e dà merito e dà giustizia a questo compositore grande che morì nel 1972, però ancora dopo 50 anni, infatti la prima fu data al Teatro Massimo di Palermo nel 1971 e quindi adesso siamo nel 2021, sono proprio i 50 anni, ora il 13 marzo farebbero i 50 anni proprio di quest'opera e la facciamo rivivere a modo nostro attraverso la voce recitante di qui il nostro attore, medico, artista Salvatore Nocera Bracco. Ringraziamo Fiammetta Bellanga, ringraziamo la collaborazione di Rita Monella del comitato scientifico dell'organizzazione di questo evento promosso col sostegno dell'assessore Samonà, assessore, ricordiamolo, ai beni culturali e identità Regione Siciliana. Ringraziamo il nostro sindaco che ha messo a disposizione questo meraviglioso teatro, purtroppo chiuso, abbandonato, ma adesso oggi grazie a noi è rivissuto e insomma abbiamo ridato vita a questo teatro. E insomma vi ringraziamo e speriamo, diciamo, di avere un'orchestrazione dal vivo di quest'opera. Naturalmente ringraziamo il professore Rino Caputo che ha fatto la prefazione di questo libro, come voi vedete, la prefazione molto bella, il professore Università Preside dell'Università Tor Vergata di Roma sarà con noi, ci saranno altri relatori, Zino Pecoraro, poi Gaspare Agnello, Stefano Milioto e insomma ringraziamo comunque gli artisti che si sono esibiti e che naturalmente potete vedere su YouTube, su Facebook, sabato 27 febbraio 2021. La presidente dei volontari di strada di Agrigento, Anna Marino, ha scritto un'incalzante lettera al presidente della Repubblica Mattarella, al ministro della Salute Speranza e a tutti i vertici delle amministrazioni locali interessate, chiedendo che venga subito avviata una seria e capillare campagna di vaccinazione anti-Covid a favore degli operatori del volontariato. Anna Marino sottolinea come, anche a nome di altre associazioni, i volontari di strada siano stati fin dall'inizio della pandemia sempre in prima linea accanto alle persone in difficoltà. E torniamo sull'operazione effettuata ieri dalla Guardia di Finanza di Palermo, denominata Non toccate i nonnini, presso una casa di riposo per anziani. Vediamo il servizio.
È un diario dell'orrore, quello che leggiamo, fatto di botte, minacce, insulti, punizioni. Ed è proprio il diario che è stato stilato tra novembre e dicembre scorsi dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinati da Danilo Persano e Gianluca Angelini, sulla scorta delle intercettazioni captate nella casa di riposo ai nonnini di Ensa di Viale Lazio. Un arco di tempo breve interrotto anche dal ritrovamento di telecamere microspie da parte degli indagati, ma durante il quale sono stati mediamente registrati un paio di episodi di violenza al giorno. Video e conversazioni hanno portato il GIP Cristina Lobù ad accogliere la richiesta di custodia cautelare del sostituto procuratore Maria Rosaria Perricone e a disporre i domiciliari per Maria Grazia Carmelina e Mariano Ingrassia e Vincenzo Alfano. Le indagini, come svelato nelle scorse edizioni, sono partite dalla denuncia di un'anziana che aveva chiesto aiuto a un dipendente di un'altra casa di riposo spiegando di essere trattata peggio di un cane e che il titolare è una persona tremenda, diceva bugiarda. Il primo dato scoperto dai finanzieri è che, anche se fosse stato dichiarato che nell'ospizio avrebbero operato solo persone laureate e qualificate, si acclarava che la casa di riposo fosse assolutamente priva delle figure professionali previste. Le intercettazioni iniziano il 27 novembre alle 6:25 nella sala cucina ed è Carmelina Ingrassia a dire ad un ospite: non ho intenzione di parlare, non mi va, stai zitta, zitta. Alle 6:47 si avvicina alla tavola e continua a prendersela con l'anziana. Il 30 novembre alle 6:56 la stessa indagata discute con la stessa signora. Alle 12:14 entra in scena Maria Grazia Ingrassia che strappa una borsa dalle mani all'anziana, la strattona e le dà uno schiaffo in testa. La vittima cerca di difendersi senza denti: come faccio a mangiare la pasta lunga? Ma a quel punto l'operatrice le tira i capelli colpendola con la borsa in testa. Alle 16:49 la stessa badante si arrabbia con un'altra ospite che deve andare in bagno. Alle 19:32 l'indagata si scaglia contro un'altra ospite ancora che si sta lavando le mani. Il 3 dicembre alle 5:49 l'indagata schiaffeggia per ben 3 volte un ospite. Il 7 dicembre alle 5:41 Maria Grazia Ingrassia viene immortalata mentre dà degli schiaffi dietro la testa. Un'anziana le tira i capelli e la strattona. La vecchietta dice disperata: io vorrei solo avere a che fare con una persona più umana, e da ieri sera che picchi. Ma l'indagata non sembra avere alcuna pietà: dammi le gocce così la faccio dormire tutta la giornata. A quel punto l'ospite dice no, geme e si leva la vestaglia facendo ulteriormente arrabbiare l'indagata. A più riprese durante le indagini sulla casa di riposo ai nonnini di Ensa di Viale Lazio, gli indagati purtroppo scoprono la presenza di telecamere piazzate dalla Guardia di Finanza nella struttura. Una telecamera è stata trovata il 9 dicembre, ad un'altra il giorno di Natale, proprio il 25 dicembre. Carmelina Ingrassia afferma: io le mani non le alzo a nessuno. E nonostante il ritrovamento e le giustificazioni, il 29 dicembre vengono registrati ulteriori maltrattamenti. Il nucleo di polizia economico-finanziaria ha poi intercettato le reazioni degli indagati, in particolare una delle badanti, Carmelina Ingrassia, rimproverava uno dei titolari di aver staccato le telecamere. Io e i nonnini li ho trattati benissimo dal primo giorno. Perché non lo dicevi? Vedi che hanno messo le telecamere, state attente, hai sbagliato a levarla. Doveva inquadrare quelle persone. La stessa indagata aggiungeva: io ho la coscienza pulita, se avessero visto un mese di cose non sarebbero venuti subito, oppure aspettavano cose più gravi, si chiedeva. Per il giudice, anche se la titolare, Vincenzo Alfano, non sarebbe stata sempre presente nella struttura a carico della stessa, sussistono numerosi elementi indiziari che denotano non solo l'esistenza di una colpa in vigilando, ma altresì il diretto coinvolgimento della donna in precisi episodi di maltrattamento. Anche in relazione al mancato rispetto delle norme anti-Covid, l'Alfano non solo era pienamente consapevole dei metodi praticati nella struttura e non vi poneva fine, sottolinea così il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare, ma abbandonando la struttura a se stessa, non vigilando neanche sulla corretta osservanza delle misure anti-Covid, contribuiva in prima persona alla perpetrazione di ulteriori maltrattamenti. E sempre sull'argomento sentiamo il responsabile delle strutture sociosanitarie di Confindustria, Francesco Ruggeri. Assistiamo attoniti a episodi di violenza nei confronti di anziani presso le case di riposo e presso le strutture sociosanitarie siciliane. Ancora una volta facciamo i conti con
personaggi squallidi che gettano certamente ombra in un settore molto delicato quale il settore sociosanitario in Sicilia. Auspichiamo un intervento normativo che prevede l'installazione obbligatoria di telecamere all'interno delle strutture sociosanitarie prima di essere messe in esercizio, al fine certamente di monitorare costantemente l'andamento comportamentale anche degli operatori all'interno delle strutture sociosanitarie e permettere chiaramente certamente i nostri cittadini assistiti in una posizione di garanzia. Grazie alle forze dell'ordine, alla Procura della Repubblica di Palermo e anche alla Guardia di Finanza che certamente costantemente continuano ad essere attenti in un settore molto delicato. Auspichiamo un intervento legislativo, normativo e quindi facciamo appello al governo regionale e nazionale per appunto una proposta di disegno di legge. Spazio alla pubblicità. In stato di agitazione gli operatori ecologici di Favara e di Porto Empedocle a causa del ritardo del pagamento degli stipendi. I lavoratori stanno valutando di ricorrere allo sciopero perché a Porto Empedocle non hanno ricevuto le spettanze sin dal mese di gennaio, a Favara invece quelle di novembre 2020 e di gennaio 2021. E oggi pomeriggio presso la chiesa San Michele alla Badiola di Agrigento un nuovo incontro culturale sui temi della bioetica. È il secondo che vedrà come relatore il professor Enzo Di Natali, esperto delle tematiche. L'intervista. Anche oggi nella chiesa di San Michele alla Badiola tratteremo la seconda parte dell'incontro culturale formativo e questa volta ha come tema il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede Samaritanus Bonus. È l'incontro che mette in evidenza il rispetto nei confronti di ogni persona umana, soprattutto di chi si trova in situazioni particolarmente critiche. È un ottimo appuntamento in questo periodo di Quaresima per capire il valore della vita umana, spesso oggi scartata, come ha denunziato in diverse circostanze Papa Francesco. Per cui un invito ad essere presente perché è un momento di riflessione, di crescita culturale, se vogliamo veramente costruire una società diversa in cui la dignità della persona umana sia al centro dell'attenzione, soprattutto dalla politica. Tante le attività culturali programmate dal Comune di Messina e si pensa già al futuro. Sentiamo l'assessore alla cultura Enzo Caruso. Ero partito veramente con un grande sprint, con il coinvolgimento di tante associazioni e operatori dello spettacolo e del turismo e ci siamo dovuti fermare nella fase dell'incontro. Ma nel frattempo sto lavorando col mio assessorato per la ripresa e quindi essere pronti e non aspettare che tutto finisca, ma essere già pronti per ripartire in grande. La cultura ha delle grandissime potenzialità in questa città per poter rimettersi in sesto, soprattutto grazie a un fermento vivo di tanti operatori, tanti artisti che vivono in questa città e che hanno il desiderio di fare squadra. L'assessorato che così prefigge una regia in tutto questo e piccoli segnali verranno a diventare evidenti nel momento in cui riprenderemo. Il Palacultura diventerà di nuovo un punto di riferimento organizzato con una serie di ambienti, oltre all'auditorium e al foyer che noi conosciamo. Lì dentro abbiamo la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea che verrà opportunamente attrezzata per ospitare grandi mostre. Abbiamo l'archivio storico e la biblioteca comunale che ci consentiranno di poter ricevere non soltanto studenti anche per tesi di laurea, per ricerche particolari o studenti anche delle scuole cittadine, ma anche per presentazioni di libri e quindi accogliere autori locali e anche nazionali.
Abbiamo anche degli ambienti che sono dedicati praticamente al turismo come grandi attrattori che consentiranno, ecco, di poter conoscere la città in maniera immersiva. E poi un'altra cosa importante, un accordo che stiamo portando avanti tra Comune e Demanio, Agenzia del Demanio, per la concessione e la riqualificazione di stabili demaniali come le fortificazioni, come la polveriera di Camaro, come anche aree attrezzate che si trovano a Torrefaro, che si potrebbero dedicare per l'accogliere il turismo camperistico. Territorio assessore che ha tante risorse, ha tante capacità. Quando diciamo a Messina non c'è niente, questo non è vero, manca probabilmente la programmazione, manca probabilmente la testa, perché se c'è la programmazione arrivano anche le risorse. Infatti. La cosa che mi fa piacere è che c'è un sindaco che ci crede in questa cosa, per cui il fatto che mi abbia assegnato delle deleghe che si concentrano su turismo, brand Messina, cultura e politiche giovanili, ecco, mi consente, ecco, di poter finalmente pensare solo ed esclusivamente allo sviluppo di questi ambiti e settori per tanto tempo trascurati o messi un pochino da parte. Abbiamo tanto da fare e soprattutto io ho l'entusiasmo giusto sostenuto dal sindaco per portarla avanti. La Presidenza della Regione Siciliana, in collaborazione con l'IRFIS, lancia il premio La tua idea di impresa in Sicilia. Ne danno comunicazione Claudia Longi e Roberta Zicari di Diventerà Bellissima. Le 10 migliori proposte imprenditoriali verranno premiate ciascuna con un premio in denaro da 10.000 euro e un finanziamento a tasso agevolato da parte dell'IRFIS Sicilia. Per concorrere bisognerà avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno 6 mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda. La scadenza per candidarsi è fissata alle ore 12 del 31 maggio 2021. La Prefettura di Agrigento comunica che in occasione della festività del Santo Patrono San Gerlando, il prossimo 25 febbraio, gli uffici saranno chiusi al pubblico. La SEAP Dallicardillo Aragona torna in palestra per preparare la prossima impegnativa sfida di campionato. Senza un attimo di pausa, sabato prossimo, 27 febbraio, Capitan Moneta e compagni saranno di scena a Sant'Agata Libattiati, nel Catanese, per affrontare la Rizzotti Design di Catania. E questo è tutto per TVA Notizie, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.